Luoghi anonimi, sperduti nella vasta pianura padano-veneta che nella sua uniformità offre rari scorci di paesaggio ameno ad uno sguardo superficiale, come d'incanto appaiono lungo la strada, magari nell'immediata prossimità delle principali vie di comunicazione, esibendo sorprendenti opere d'arte. Questa incommensurabile bellezza, testimonianza di una terra arricchita dall'attività umana nel tempo, è un patrimonio culturale prezioso da sfruttare nell'ottica di un prossimo futuro, dove il desiderio di conoscere sarà più forte dell'illusoria ebbrezza delle momentanee sensazioni che oggi chiamiamo divertimento. Siamo a Candiana, piccolo centro della provincia di Padova, dove tutta la comunità si sta impegnando in un progetto integrato per la promozione territoriale, pensando soprattutto ai giovani apparentemente senza prospettive, creando nuove opportunità. Se i giovani riusciranno a innamorarsi del territorio che abitano e maturando prendersi cura di esso amministrandolo con coscienza, potranno sfruttare l'eredità di chi li ha preceduti, valorizzando la loro opera, e non dovranno fuggire all'estero per realizzare i propri sogni. Siamo oggi nel borgo di Ponte Casale. Ponte Casale è una piccola località del comune di Candiana nella campagna veneta. È un borgo bellissimo, forse poco conosciuto, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo cominciato proprio da qui con le passeggiate patrimoniali. L'iniziativa che noi stiamo facendo in questo territorio sarà proprio un faro nella campagna veneta. E per questo motivo noi ci siamo inseriti nella Convenzione di Faro, firmata da tutti gli Stati europei, in via di attuazione e in via sperimentale. Il primo ufficio è a Venezia, uno a Marsiglia, e adesso stiamo cercando nel territorio di far conoscere agli abitanti l'enorme patrimonio culturale che hanno, e quindi parliamo di eredità culturale. Abbiamo alle nostre spalle la loggetta, l'antica farmacia, e da questo noi potremmo aprire tutto quello che era nel nostro territorio lo sviluppo della medicina. A Padova i pellegrini si fermavano, venivano visitati prima di andare a Venezia per partire per la Terra Santa. Da qui si sono formati i primi ospitali, all'inizio erano gli ospitali dei pellegrini, e da qui è nato tutto il nostro sistema ospedaliero. Per di qua passavano i pellegrini per andare verso Venezia e partire per la Terra Santa, oppure verso Roma, oppure verso Santiago di Compostela. Nell'anno 1000 questi tre centri erano la Terra Santa come le nostre origini, quindi il passato del cristianesimo, da cui tutto è partito, e Roma era il presente, Santiago di Compostela la fine del mondo. Questo territorio, dopo il 1492 della scoperta delle Americhe, è diventato anche l'entroterra della Serenissima. Da qui si sono sviluppate tutta quella che è l'architettura delle ville venete che erano i palazzi, il sistema del palazzo veneziano messo insieme con il sistema agricolo. E qui a Ponte Casale abbiamo un esempio di due bellissime ville, la Villa Renier alla mia spalle. A fianco a Villa Renier abbiamo la villa Villa Garzoni del Sansovino, una cosa bellissima. E sappiamo che Sansovino era proto a Venezia, quindi ha fatto le procuratie, ha fatto i bassorilievi dentro la Basilica del Santo, e quindi qui in questo territorio abbiamo un esempio grandissimo di quella che è la cultura della Villa Veneta. L'evento di questa mattina, in cui partiamo dal borgo di Ponte Casale, attraversiamo la campagna per arrivare al Duomo di Candiana, vuole essere inserito proprio in queste iniziative nel territorio per far conoscere alle persone l'ambiente in cui abitano, e soprattutto per rievocare
quella che è la loro memoria storica delle antiche vie dei pellegrinaggi. Allora, oggi siamo abituati a una cultura del turismo in cui le persone vanno a vedere quello che già conoscono e sono felici di essere partecipi e di provare delle emozioni nei luoghi in cui si recano. Questa passeggiata e questo nostro cammino, camminare insieme oggi nelle giornate del tempo del creato, vuole essere proprio far capire come gli uomini nella storia hanno modificato e reso abitabile questo territorio. Quando sono arrivato qui in parrocchia circa 3 anni fa mi sono reso conto che alcuni ragazzi, o meglio una buona parte dei ragazzi, partiva, andava via da questi paesi, dalle parrocchie in particolare, dai comuni di Candiana, di Arre, anche di Terrassa e anche Bovolenta, e andava in altre parti d'Italia, nelle zone più lavorative oppure anche all'estero. E mi sono chiesto che cosa fare per creare una possibilità, un aggancio in più per questi ragazzi, per rimanere agganciati, radicati nelle loro terre, anche con un'apertura alla mondialità sicuramente, però creare un futuro per loro. E così ho colto l'occasione recuperando un progetto che è molto attivo in Italia, soprattutto nel centro-sud d'Italia, un progetto promosso dalla CEI, dalla Conferenza Episcopale, che è appunto il progetto Policoro. La prima cosa importante era di mettere insieme, per realizzare questo progetto, in una collaborazione, l'ufficio di pastorale giovanile diocesano, poi l'ufficio di pastorale sociale del lavoro diocesano e anche la Caritas, in modo che ci fosse una sinergia e far sì che questo territorio, ma è un inizio questa zona al sud di Padova, questo territorio potesse diventare un po' un progetto, un'iniziativa pilota anche per il resto della diocesi, anche per altre terre dove magari si vive la difficoltà non solo dei giovani, è un po' in tutta Italia ora chiaramente, ma zone magari più depresse come è la nostra potessero avere prospettive più grandi. Creare un futuro per i ragazzi, dare loro una possibilità di restare nel loro territorio significa costruire rete tra di loro, rete tra le aziende locali, e costruire anche, o meglio ricercare tutte le risorse che ci sono culturali, le risorse storiche, le risorse anche produttive di artigianato locale o altro, o alimentari, e soprattutto qua nella Bassa, e queste diventano il nostro petrolio, cioè il nostro, diciamo, l'oro che troviamo già sulla terra, che è già sulla terra, basterebbe un po' dare uno spazio in più, ed è quello che stiamo tentando di fare. Fortunatamente, dico non è scontato, abbiamo trovato collaborazione con le amministrazioni locali, le amministrazioni comunali, e allora in questo caso nello specifico, per quanto mi riguarda, io qua sono in un'unità pastorale, parlo delle amministrazioni di Terrassa, di Bovolenta, di Candiana, di Arre, e che si sono dimostrate molto sensibili a questo progetto nel realizzarlo, attente e anche così promuovendo anche questa iniziativa. E allora da qui si aggancia anche un'ulteriore iniziativa, che è quella di proposta che stiamo tentando di creare una via che sarà per i pellegrini, che diventerà una via già tra le tante che ci sono sul territorio, ma una via particolare che partirà da Padova, passerà per queste zone lungo l'antica via Annia, e si congiungerà poi con la via Romea Strata, che è già una via che ha una sua storia, già un suo riconoscimento. Ecco, dunque credo un grazie doveroso va anche alle nostre amministrazioni, oltre ai nostri giovani che sono la prima risorsa delle nostre terre, e di questo proprio ringrazio loro per quello che fanno e per quanto ci credono. Abbiamo pensato
pensato di organizzare questa passeggiata patrimoniale proprio perché è un modo di animare le comunità, è un modo per far scoprire ai giovani le particolarità e le bellezze presenti sul loro territorio e anche di sperare in un futuro di poter creare iniziative che permettano proprio a loro giovani di rimanere su questo territorio. Quello che vogliamo fare è proprio quello di valorizzare le bellezze presenti sul territorio e abbiamo pensato di farlo attraverso i percorsi di pellegrinaggi, attraverso tutto l'aspetto del turismo lento, sia di persone che possono venire qui anche dalle città e viversi magari un fine settimana tranquillo osservando e vedendo le bellezze che noi abbiamo su questo territorio. Il progetto Policoro, essendo un'iniziativa della Chiesa, ha tra le sue basi il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa, in un'ottica però di salvaguardia del creato, in un'ottica di creare opportunità e di stare vicino a questi giovani, di accompagnarli. Quindi è un modo in cui la Chiesa si mette a fianco e cammina. Poi tutto il resto sta ai giovani darsi da fare e crearsi le loro opportunità.